4 invitati e 4 dimenticati. È il primo dibattito televisivo sulle elezioni regionali in Veneto. Non tutti i candidati alla presidenza erano seduti nel salotto di Porta a Porta. Si parlava anche di temi nazionali, questo forse è il motivo per cui qualcuno è stato preferito ad altri. Di certo chi è rimasto a casa rivendica il suo ruolo di rappresentante del Veneto e risponde più o meno offeso. Con un tema centrale nel dibattito che si è appena avviato, escluso deliberatamente da una trasmissione molto importante come quella di Porta a Porta, è un fatto grave, molto grave. Intimorita? Assolutamente no. Il problema che abbiamo sicuramente è con i media, perché i media sono un po' abituati, viziati da considerare soltanto i big. Della stampa italiana al 70° posto come libertà e veridicità. Queste sono classifiche che non facciamo noi. Quindi siamo nella normalità dell'arbitrio. Non ci sarei andato, perché si parla, io mi pongo a livello internazionale e questi candidati invece parlano di piccole cose di bottega e di partito, per cui non sono interessato a partecipare a questi dialoghi. Di certo gli altri candidati chiedono di far conoscere il programma e le priorità. Stiamo parlando della dimensione del lavoro, della dimensione dell'ambiente, del rispetto all'ambiente e della salute dei cittadini. Stop all'immigrazione, che è un problema ormai fuori controllo, sia al rimpatrio immediato, cosa che nessuna forza politica ha più il coraggio di fare. Quanto a sondaggi e risultati, l'ottimismo non manca. Plebiscito.eu rivendica il referendum con 2 milioni di voti, Indipendenza Veneta punta al 15%. Mi aspetto una conferma del consenso dei veneti all'indipendenza del Veneto. Questo è emerso in forma plebiscitaria in ogni ambito, in ogni tipo di consultazione. Basti considerare che il sondaggio di 2 settimane fa di Ilvo Diamanti diceva che se si votasse sul tema dell'indipendenza il 58% dei veneti risponderebbero a favore.